Con la pista di bob siamo assolutamente a un buon punto, addirittura meglio rispetto al cronoprogramma, tanto è vero che a marzo si dovrebbe fare la prima prova di congelamento della pista. Detto questo, voglio anche ricordare che la pista di bob innanzitutto non è un'invenzione in un versante di montagna intonso, ma noi siamo andati a recuperare una discarica, un cadavere eccellente che era la vecchia pista di bob abbandonata che inquinava. Alla fine sono stati abbattuti 856 alberi, ma la piantumazione prevista è di 10.000 alberi, soprattutto di un risanamento totale che consegna una grande opera sportiva, la più vecchia pista del mondo, 1928, e dall'altro una grande opera di ingegneria e di architettura che sarà oggetto di visite. Questa idea di un'Olimpiade diffusa è assolutamente vincente, soprattutto sul fronte della sostenibilità ambientale, ma ricordiamolo fino in fondo che 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo ci vedranno e almeno 2 milioni di visitatori li avremo nel territorio.